EPAP Day qui al Consorzio Universitario di Agrigento con un seminario per discutere di cosa? EPAP Day, l'EPAP innanzitutto è l'ente di previdenza assistenziale pluricategoriale, cioè in pratica il nostro fondo pensioni futuro. Discutere su ciò che ha fatto questo nuovo consiglio di amministrazione dell'EPAP, che è stato fortemente sostenuto dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, capire quali sono le esigenze della base, ma essenzialmente avvicinare l'ente di previdenza, che prima era qualcosa di avulso, di astruso, di non conosciuto da parte degli iscritti, agli iscritti, e capire quali sono le reali esigenze del territorio nel momento di crisi che affrontiamo, quali sono le possibili soluzioni e quali saranno le possibili soluzioni finali a livello pensionistico. Difatti in questo momento il Presidente sta illustrando quale sarà la nostra fine e in questo momento abbiamo delle pensioni che non soddisferanno certamente le richieste e le esigenze. Ma EPAP Day essenzialmente è la conoscenza del sistema, degli investimenti che facciamo, di come vengono gestiti i soldi degli iscritti. L'EPAP abbiamo voluto come ordine professionale, come professionisti, che ci fosse vicino, che fosse conosciuto, quindi una presa di visione diretta del sistema e una conoscenza diretta di ciò che avviene all'interno di esso. Il Presidente Poeta ha fatto parte di una cordata. Oggi è il Presidente nazionale dell'ente di previdenza, è una cordata che è stata fortemente voluta e sostenuta dall'Ordine di Agrigento e dagli altri ordini professionali. Come Sicilia è la prima volta che riusciamo ad avere all'interno dell'ente di previdenza dei consiglieri, ne abbiamo messi ben 3 e abbiamo voglia di lavorare e di capire cosa c'è e cosa può avvenire. È un momento, però vorrei per specificare una cosa, fatta all'Università di Agrigento, al polo universitario, è anche un momento di avvicinamento allo stesso polo universitario, vedere cosa può succedere, cosa possiamo sviluppare.